Corrado Callegari, prima il Veneto, buonasera Callegari. Grazie direttore dell'invito. Corrado Callegari, ci sono anche divergenze, cioè diversi punti di vista sul contrasto all'immigrazione. Innanzitutto che dopo il primo anno di governo, perché fra poco è un anno che c'è questo nuovo governo, è evidente a tutti che la politica sull'immigrazione è totalmente fallimentare, perché se no non ci troveremo di fronte a questa situazione. Non dico che sia colpa di questo governo, però di fatto tutte le promesse che sono state fatte in campagna elettorale, soprattutto da parte della Meloni con Fratelli d'Italia, si sono schiantate con la realtà, perché un conto è fare urlare stando all'opposizione, un conto è trovarti a dover risolvere i problemi. Tra le altre cose è vero anche quello, volevo fare un passaggio veloce, quello che dice Gottardo, che il problema dell'immigrazione è sempre stata quella che è proveniente dai Balcani, non quella proveniente dall'Africa, perché in termini numerici sono molti di più quelli che arrivano dai Balcani, che tra le altre cose, mentre quelli che arrivano dall'Africa vengono comunque contingentati in qualche maniera, quelli che arrivano dai Balcani si spargono tutti e non si sa dove sono, dove vanno e che cosa fanno. Le soluzioni, sicuramente una cosa che io non so se sia mai stata fatta, è il fatto che le intelligence dei vari paesi europei dovrebbero cercare di stroncare questo traffico qua, perché se è vero, come dicono, che per ogni viaggio vengono pagati 6.000 euro pro capite, chi è che gestisce tutto questo denaro che viene incassato? Dove finisce? Viene gestito dalle mafie che sono colluse con molti paesi sia di partenza ma anche di arrivo, perché da sempre sappiamo che le mafie anche del nostro paese gestiscono il traffico di questi migranti che vengono poi mandati nelle varie piazze a spacciare, a prostituirsi, perché c'è tutta un'organizzazione dietro questo fatto qua. E io non ho mai visto, diciamo, degli interventi mirati e forti su questo settore qua, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere il problema a valle. Fa piacere anche il sindaco di Vicenza che dice cerchiamo con l'accoglienza diffusa, cerchiamo di sistemarli il più possibile, ma quando ne arrivano a migliaia dove li vai a sistemare? Cioè, o fai una politica di fermo che non può essere per me né il blocco navale, perché è fantasia, e non può essere neanche quella di dare i soldi, almeno questa è la mia opinione, alla Tunisia, alla Turchia, e come in passato è stato dato alla Libia, per fermare questa immigrazione, perché sappiamo come li fermano, cioè hanno fatto tutti dei servizi, creano dei grandi campi di concentramento, li ficcano là, li bastonano, li ammazzano. Cioè, se questa è la politica sociale che vuol fare l'Europa, io non sono d'accordo. Ripeto, bisognerebbe agire di più a livello di intelligence, perché cercare di beccare chi sono questi traffici, le mafie che gestiscono questa immigrazione selvaggia, e cercare di stroncarli là, se no nessun altro tipo di soluzione può funzionare. Ripeto, la Turchia li ha bloccati per conto della Germania, ma a che prezzo e a che costo per questa povera gente che si sposta? Queste sono le cose con cui noi dobbiamo fare conto e raffrontarci. Callegari, allora. Io volevo un attimo fare un intervento sul Pontida di domenica. Allora, innanzitutto, finalmente la Lega ha fatto chiarezza su quello che è il suo indirizzo futuro, perché nel momento in cui Salvini ha portato sul palco la Le Pen ed entrambi hanno detto che hanno la stessa visione dell'Europa, fa capire quale che sarà il collocamento futuro della Lega Salvini Premier, cioè quella dell'estrema destra scavalcando la Meloni, che evidentemente gli faceva un po' da tappo. E sono rimasto sinceramente dispiaciuto per quelle bandiere di San Marco che sono salite sul palco della Le Pen, soprattutto anche per il fatto perché, per esempio, la Le Pen cosa ha a che fare lei con gli autonomisti? Ricordo che quando è andata in Bretagna, che ha trovato i cartelli scritti in bretone, la prima cosa che ha detto quando ci sarò io questa roba qua sparisce subito, perché i cartelli andranno solo scritti in italiano. E io sinceramente vedere questa figura sul palco insieme con Salvini e Osannato dalla Lega mi ha fatto venire in mente che
c'è poca storia per quanto riguarda la Lega, perché questi sono i volantini che giravano. Matteo Salvini non c'era ancora perché frequentava neanche l'Unione Europea. Salvini frequentava i centri sociali del Leoncavallo, ma questo era il volantino che la Lega Lombarda ha tirato fuori ai tempi di Le Pen, e pari volantini, non ce l'ho qua perché il manifesto è un po' più grande, l'ha fatto anche la Liga Veneta, questo per dire quello che era la stecca. Dopo, per carità, l'evoluzione può portare dovunque, e sono anche contento perché finalmente è stata fatta chiarezza sulla linea politica della Lega che sembrava un po' confusa. E dopo, la seconda cosa, volevo intervenire su quello che sta facendo Calderoli. Cioè, è ora di finirla di farci prendere in giro, perché nel 2024 non verrà attuata nessuna autonomia, perché verrà votata la legge delega. E allora magari Gottardo, che è in linea, che ha fatto il parlamentare, sa benissimo cosa vuol dire la legge delega. Quindi quello che hanno propinato domenica a Pontida è l'ennesima presa in giro sia per i veneti che per i lombardi, perché la legge delega è un qualcosa in più che è stata messa in piedi da Calderoli, e prima di Calderoli dalla Gelmini, per portare alle calende greche la realizzazione dell'autonomia. Perché quello che prevede la Costituzione, l'articolo 5, non prevede la legge delega, prevede la trattativa diretta tra la regione e il governo, cosa che era iniziata ai tempi dei governi precedenti, dove c'era stata la trattativa anche con Boccia, che era sceso giù in Veneto per concordare alcuni passaggi. La legge delega è una presa in giro. Io ve lo dico qua. Oggi quanti ne abbiamo? 18 di settembre. Ce la racconteremo il 18 di settembre del 2024 e vedremo questa cosa qua che ha creato Calderoli, se non è altro che fumo per gli occhi della gente. Scusami, la legge delega sul federalismo fiscale, che quando eri nella Lega ti andava bene, o forse eri in Parlamento e l'hai votata? Lì non era una legge delega. Come no? Era una legge delega sul federalismo fiscale e i decreti attuativi dovevano essere fatti e non è stato fatto neanche uno. Non è stato fatto perché è saltato. È stata fatta purtroppo Roma Capitale e il federalismo demaniale. E questo a maggior ragione ti deve far capire che bisogna. Ma era una legge delega anche quella, e all'epoca ti andava bene perché eri con noi. Adesso non ti si con gli altri e non ti va più bene le leggi delega. Senti, io ti ho detto, allora, nel per merito piacere delle mi lasci cose. parlare, perché io a te ti ho Subito, ascoltato, guarda, ho già finito. tutto quello che tu hai detto l'ho ascoltato, finito. ho aspettato di poter fare io l'intervento. Si tratta di educazione. Sì, dai, non essere così. Si tratta di educazione. Ti dico, si tratta di educazione continua. Stai continuando a interrompermi, poter intervenire e impedisce agli altri dopo di parlare. Però fa parte della tua cultura. Voglio interloquire. Esatto, io ti dico, diciamo, nei talk si può interloquire. Il direttore ci inviti me e Barbisani nel 2024, qua staremo a vedere cosa giustificherà di fronte alla gente in diretta televisiva. E io accetto. Va bene.